Amici di Sportissimi, buongiorno, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 13 del campionato Under 15 provinciali che vede scendere in campo TF e Gonzaga. Una partita che si prospetta molto molto interessante, perché effettivamente la classifica parla veramente molto molto chiara. La TF al momento è al secondo posto ad una sola distanza dall'Academy Palermo Calcio, ma con una gara in meno, ovvero questa, e di conseguenza vincendo potenzialmente questa sfida potrebbe arrivare al primo posto a quota 27. La Toto invece il Gonzaga è al sesto posto con 14 punti, una buona stagione comunque da parte della formazione ospite. Queste squadre sono già affrontate la gara di andata, ricordiamo, ed è terminata con il risultato di 2-2, insomma uno dei pochi, non voglio dire passi falsi della TF, perché chiaramente non sono passi falsi, il pareggio non è un passo falso, però insomma se in 11 partite hai fatto 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, insomma quelle 4 partite in cui non hai vinto sicuramente vanno analizzate e sicuramente il potenziale del Gonzaga è abbastanza importante. Nel frattempo siamo con un pizzico di ritardo in realtà, poteva iniziare alle 9, sono le 9:20, praticamente un po' di ritardo, ma insomma va bene così. Una giornata oggi dell'1 marzo con un sole meraviglioso qui a Palermo e anche con l'attualità. Ieri c'è stata la finale di Sanremo, chiaramente quanti avete, mi auguro, visto il festival di Sanremo, ma adesso dall'1 marzo si ritorna in campo, si ritorna a pensare soltanto al calcio, chiaramente si scherza. Ma l'attualità della musica è sicuramente tanto tanto importante, ma oggi non pensiamo alla musica, oggi si pensa soltanto al calcio. Oggi soltanto 22 uomini in campo, poi chiaramente c'è chi è in panchina, che dovranno contendersi questa partita. Nel frattempo il Gonzaga è già in campo, mentre invece la TF si sta caricando ancora una volta con un circle time. L'hanno fatto anche nello spogliatoio in realtà, l'avevo sentito, essendo anche in una posizione abbastanza privilegiata. E il primo tocco, vediamo di chi sarà. Sono sistemati intanto i ragazzi in campo. Sul pallone c'è Candela che avrà l'onore e l'onere chiaramente di cominciare il match con il primo pallone che probabilmente sarà rivolto verso o Farina o probabilmente verso Palazzolo. Questo è un po'. E poi inizia la sfida, inizia la partita tra TF e Gonzaga con subito il rilancio di Farina a cercare i compagni, subito lo scatto in velocità da parte di Megna che con il tacco libera Gennaro. Adesso Palazzolo, adesso aumentiamo anche un po', ecco lo zoom, si vede sicuramente adesso anche meglio. Intanto cerca di contrastare, ci riesce pure Martelli che non fa corsare il suo avversario. Si è spinto in avanti Gambino che si va a prendere questa rimessa laterale, si avvicina a Megna, va proprio su di lui, l'aggancio non è dei migliori, sarà dunque rimessa per il Gonzaga con sono passati 30 secondi di gioco. Palla subito a cercare la verticale, la difende come può Angilella, Martelli, l'anticipo netto da parte della TF, poi Candela prova a prendere questo pallone un po' complicato, ma riesce ad uscirne benissimo Scalia con un bel contrasto, poi la rimette Lanzetta senza pensare due volte. Il dribbling è tentato, Lanzetta che nelle scorse partite ha giocato anche tutta fascia a sinistra, oggi invece sembra giocare nei tre dietro. Intanto prova ad autolanciarsi Tedesco, fa una buona giocata ma viene chiuso e Lanzetta la difende invece saggiamente dal compagno Abate. Lanzetta scelto come braccetto di sinistra, anticipato Palazzolo, poi arriva anche nel contrasto poi Candela, tutti d'accordo, Palazzolo, Candela mette giù una buona palla e poi la difende in maniera egregia Farina. E là qui la gioca del break da parte di Palermo, viene però fermato da Luongo. Sarà quindi rimessa laterale. C'è dietro Parisi, però non viene servito, si preferisce andare
dalle parti di Luongo. Angilella cerca di scambiare il pallone con i compagni, poi la tocca a Gennaro e poi in anticipo Riva decide di non sbagliare nulla, di non rischiare nulla. E difatti concede comunque una rimessa laterale per il Gonzaga che si affaccia in zona di attacco con questa rimessa, forse un po' rivedibile in realtà qui. Palla dentro, la controlla con un grande aggancio e poi la parata con la faccia da parte di Abate, mani tra i capelli per Tedesco che ha avuto veramente una chance ghiottissima. Qui molto molto bravo però Abate a rimanere in piedi fino all'ultimo e non ne spaventarsi della conclusione, molto molto forte da parte dell'attaccante che secondo me ha calciato pure bene, però anche lì forse un pizzico di sfortuna. Nel frattempo rimessa laterale con Gargano, ma Gonzaga è andato veramente vicinissimo, più che mai al vantaggio. Di testa l'allunga, poi arriva De Simone che ha un aggancio non dei migliori. Palla in rimessa dal fondo, ma insomma la TF ha rischiato veramente di passare in svantaggio. Una bella azione da parte del Gonzaga che aveva liberato la conclusione di Tedesco. Santoro. Poi è passaggio, il break da parte di Luongo, poi Palermo si mette davanti, baricentro basso, Palazzola anche lui prova a danzare sul pallone. Lanzetta con il mancino di testa molto molto bene qui Parisi, poi il gancio non è dei migliori, nuovamente Tedesco fermato questa volta, poi Palermo a pressare. Gambino lascia scorrere il pallone per la velocità supersonica da parte di Megna che però non riesce a trovare nuovamente il pallone, ma ha fatto una bella giocata qui secondo me sul passaggio di Gambino. Angilella difende un po' il pallone come può. De Simone, bella palla giusta sicuramente nei confronti di tutto il mondo. Poi nel frattempo cerca una conclusione da fuori un po' complicata. Fiore. Pallone che è stato uscito quasi dal campo, sicuramente dal terreno di gioco. Abate e la TF deve cercare di impostare meglio secondo me perché non è partita benissimo, è partita sicuramente meglio con maggiore grinta il Gonzaga. Pallone intanto alto, tutto il mondo si scontra un po' in realtà con il compagno, poi di testa Farina, mette un po' in difficoltà Lanzetta, riesce comunque a servire Santoro. Adesso c'è lo spazio sulla sinistra, cerca di lanciare questa palla, si fa vedere Candela, c'è molto molto bravo qui Parisi in anticipo sul tentativo in velocità con Megna che aveva stretto tanto. Palazzolo, poi scontro 3-2, rimessa di Santoro con le mani, anticipa tutti Parisi, poi forse un po' troppo lungo, poi ci arriva invece Scalia, stava diventando una bella palla in realtà per Megna, non ci aspettavamo potesse arrivarci, poi bel break da parte di Candela che scappa via, cerca di mettere anche in mezzo, c'è stata per una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo, dunque in questi primi 5 e mezzo di gioco, gara molto divertente, con il Gonzaga è andato vicinissimo al gol e con Tedesco, adesso cerca invece Candela di suonare un po' la carica da capitano vero della TF per cercare di rispondere presente, alza intanto il braccio Farina, scambia con Palazzolo, Farina mette in mezzo, non sbuca nessuno, questa sì che era una bella palla, stava arrivando in realtà da quella parte Gambino, ed è calcio d'angolo nel frattempo, sì, c'è stata forse una deviazione che non ci siamo accorti in realtà di questo, ma dunque dopo 6 minuti abbiamo anche visto l'ATF spingere in attacco, Gambino, Palermo, Gambino ancora, mette dentro di prima intenzione verso Gennaro in testa e poi mette in calcio d'angolo Giardina che non ha rischiato, ha preferito mettere la palla lì al sicuro. E poi calcio d'angolo con Farina che va a battere un po' come dall'altra parte, va lui in mezzo, allontana come viene Tedesco, poi Palermo cerca una volée, palla che si impenna verso Gennaro per una volta di testa, le va a prendere tutte, meglio ci prova a prenderle tutte, però questa volta la palla era nettamente in out e dunque rimessa dal fondo con Giardina che lascia però lì l'onere della battuta a Parisi.
Nel frattempo anche il tecnico sentite dire a Martelli di stringere un po' la posizione. Fa lungo Parisi, di testa saltano più in alto Lanzetta con Tedesco, con l'ultimo tocco che comunque è stato del difensore. Poi palla messa lunga, Martelli. Tutto il mondo lascia rimbalzare il pallone e lo insegue. Poi bravo invece nel contrasto Santoro, la difende ancora una volta però con un bel lavoro di tecnica pura. Poi cerca anche un tunnel, non ci riesce, ma ci aveva provato tutto il mondo qui. Poi Gargano di testa, allontanata la sfera, Candela, cerca una giocata sensazionale. Lanzetta, un po' di testa a Luongo, ancora una volta Tedesco, si gira bene, potrebbe forse anche quasi calciare, se l'era forse costruita secondo me per fare questo tipo di giocata, perché per come ha controllato quel pallone e per come poi ci è andato, secondo me voleva cercare il tiro. Complicato, ma da lì se prendi la porta, insomma, puoi fare anche... puoi creare parecchi problemi. Fiore lascia scorrere, c'è lo scatto di Gambino, la palla rimane comunque lì. Adesso Gennaro, palla nuovamente a cercare la velocità di Megna questa volta, poi l'anticipo di Scalia, quasi un ping pong, Gambino ancora, Palermo lascia scorrere, Palazzolo, alza la sfera dalle parti di Candela, poi chiude ancora una volta un ottimo Parisi, allontana anche Riva, palla che rimane sempre lì. Adesso si va a vedere ancora il Gonzaga con questa bella palla di Simone verso Tedesco che è veloce, la potrebbe pure prendere. Però c'è Gennaro in anticipo, ma c'è soprattutto Abate che esce con le mani. Ma insomma, Gonzaga comunque gioca molto bene. Nel frattempo si arrabbia un po'. Se non abbiamo capito male, Riva con Farina dice passano tutti i palloni. Vorrebbe Riva che non ne passassero. Nel frattempo prende il pallone Fiore. Palla verso De Simone che non aggancia, poi esce invece Santoro, ma forse ha chiesto un po' troppo la sua velocità. Poi la palla rimane lì, Luongo la rimette, in testa a tutto il mondo. Poi Riva nuovamente, Farina, questa volta in anticipo, e poi Lanzetta spazza più lontano possibile. Poi scontro fisico in questo caso tra Martelli e Megna che viene vinto dal difensore. Mette giù, poi l'anticipo netto da parte di Palermo, poi Candela salta il primo uomo, il secondo viene fermato però in maniera irregolare, di conseguenza calcio di punizione dopo 9 minuti e 35 secondi, una gara molto divertente, molto equilibrata, meglio il Gonzaga al momento. E quindi sarà calcio di punizione, vediamo sul punto di battuta Gennaro, vediamo se cercherà la porta, tanto complicato da lì secondo me, ipotizzo maggiormente un cross però, vedremo. A quell'età si vuole calciare da dovunque, quindi insomma non mi meraviglierei se provasse una conclusione. Va Gennaro, infatti è un mix tra penso fosse più un tiro da parte di Giordano, un tiro però abbastanza debole, infatti viene addomesticato senza alcun tipo di problema da Giardina, che poi va a lungo, di testa salta più in alto di tutti Palermo, poi cicca l'aggancio Tedesco, ecco Lanzetta, prova il controllo Gambino, invece giganteggia qui Angilella che fa una bella giocata poi con il break, ma regala soltanto il pallone a Gennaro, parla anche della parte sua regalata, anche se in realtà Megna quasi la prendeva, con Fiore che fa un buon lavoro difensivo. Scalia, pressione alta, si va al centro, tutto il mondo allontana, poi Tedesco, non c'è fuorigioco di rientro, poi cambia lato, ma viene intercettato da Farina, poi ecco Palazzolo che si è visto poco in questi primi 10 minuti, ma serve che si accenda il numero 10 perché è un giocatore di quelli che piace vedere giocare, molto tecnico, molto bravo. Ha bisogno secondo me forse di accendersi, di mettere il tasto on nella sua partita. Ricordiamo, sono passati soltanto 11 minuti, insomma, è passato veramente poco, quindi ci può stare. Farina intanto. Rilancio lungo. Parisi, poi Palazzolo, ecco qui Palazzolo. Primo dribbling, poi il secondo riesce pure a passare, la controlla con il petto, il terzo no però. E poi cerca di lottare nuovamente per riconquistarla con la palla verso Tedesco, per l'anticipo di Riva di testa, ma è soltanto un regalo per Fiore che può puntare la difesa, ma anche lui dà un regalo alla TF. E poi Megna un po' si strattona con Martelli che cerca soltanto il contatto fisico, e infatti qui Megna ha avuto anche la meglio.
si lamenta tanto, voleva quantomeno la rimessa laterale, secondo me ci poteva pure stare forse un fallo, perché Martelli si è praticamente bloccato cercando soltanto il contatto, si lamenta anche per una strattonata più che altro. Angilella, bel lavoro, poi Fiore, Riva, rimpallo, poi favorisce il Gonzaga con il retropassaggio invece difensivo di Gennaro dalle parti di Abate, che non ci pensa un attimo, va subito lontano, Angilella l'aggancia, poi il controllo di Gambino, come può, Palermo, anticipo di Luongo, poi testa Gambino, Fiore stava arrivando, Palermo prova ad allargare il gioco, non riesce al meglio, Gambino, l'anticipo di Martelli, poi e Tedesco di testa cerca una sponda volante con l'ultimo tocco che però è di Fiore, dunque rimessa laterale per la TF. 13 di gioco, gara molto divertente questa mattinata, ma ce l'aspettavamo un po' guardando la classifica. L'occasione più importante è capitata tra i piedi di Tedesco, i primi di gioco. Lanzetta. Luongo, non perfetto qui, anzi, chiedo scusa, Parisi, non perfetto qui nell'aggancio. Prendo infatti qualche tempo di gioco, poi tutto il mondo va incontro, allontana invece senza badare allo stile Gargano. Tedesco fa passare il pallone, De Simone salta Lanzetta, poi si dimentica il pallone, ma la TF non sta giocando benissimo, complice chiaramente una gran partita da parte della TF del Gonzaga chiaramente. Vedremo se e chi sbloccherà la partita. Candela cerca un lancio alle spalle, c'è lo scatto però fuori gioco. Si lamenta tanto la panchina, però credo secondo me fosse corretto. Sembrerebbe essere partito leggermente in anticipo Megna. Infatti il titolo di gara senza esitare un momento, subito fischiato il fuorigioco. E va Parisi con una punta. Palla che passa, Fiore, punta la difesa, c'è Gennaro che lo fronteggia, sa che non deve affondare il tackle subito, lo fa adesso nel momento giusto, rimessa laterale ancora per il Gonzaga che continua a spingere e lo fa tanto su quella fascia, piuttosto che sulla destra, sicuramente sulla fascia mancina il gioco più costante, nel frattempo il dribbling, il rimpallo, Martelli viene favorito, poi cerca di scambiare il pallone con Fiore, non ne riesce, poi palla dietro ancora una volta per Luongo, Palazzolo lo va a prestare, va a infastidirlo, infatti leva anche il pallone, poi palla lunga per Candela, c'è tutto solo Megna, lo vede, lo serve, ma palla un po' troppo dietro, infatti lo insegue il difensore nello scontro, Megna finta di corpo e poi forse commette fallo, levo il forse, Gargano che allontana pure la palla. Toricara immediatamente va a rimproverare Gargano, dice probabilmente alla prossima ti ammonisco. Tutto il mondo posiziona il pallone che andrà a Lanzetta, sicuramente ci regalerà una bella sventagliata, lui che è un ragazzo dal tiro molto forte. C'è il fischio, Lanzetta mette dentro questa palla, allontana tutto il mondo, poi anticipato Palermo. Il break delle Gonzaga ancora una volta, palla in verticale, c'è un anticipo netto però Lanzetta. Abate, la controlla in mezzo a due, poi rischia un po' secondo me. Palazzolo mette giù questa palla complicata, Luongo nuovamente ad alzarla verso De Simone di testa, verso Tedesco, poi Lanzetta lancia un po' questo pallone a campanile, rischiando tanto, ma riesce comunque ad arrivare tra le braccia di Abate che va immediatamente da Candela che non aggancia bene la palla. Poi Palermo, Candela va ancora incontro, il break da parte di Martelli che sta giocando una gran partita, scambia con De Simone, sbaglia il controllo, poi Santoro, l'anticipo di Gargano, questa volta molto molto bene su Megna, aveva preso il tempo magnificamente Palazzolo, Candela con petto addome, forse anche con un pizzico di
ginocchio. Adesso Luongo con l'esterno vede l'apertura dalle parti di Fiore, ma Gennaro è in anticipo, capisce tutto prima e mette in rimessa laterale minuto 17 di gioco. Controllo di Luongo, mette nelle possibilità De Simone di servire tutto il mondo. Invece molto molto bravo qui Santoro nella fase di ripiegamento difensivo. Lanzetta spazza lontano, Megnacci può arrivare perché è veloce, infatti lotta con Gargano ma riesce sì a passare, ma in realtà il campo era terminato, quindi buona chiusura da parte di Gargano che sta cercando di alzare un po' il livello della sua prestazione e al momento ci sta riuscendo benissimo, contenendo Megna che non è comunque un giocatore facile da contenere, molto rapido. Farina, Candela, esterno, Santoro, primo dribbling riuscito, poi non il secondo con De Simone che dice a tutto il mondo perché non sei partito. Palazzolo, Santoro avanza all'11, deve fare vedere la sua qualità, palla in verticale per Megna che voleva subito servire il compagno, cerca invece dall'altro lato Candela, palla che rimane lì con Santoro che va a pressare, ma ne esce bene Farina, poi il gancio meraviglioso di De Simone che alza la testa, cerca un bel rilancio in avanti con Riva che arriva puntualmente sul pallone, però concede una rimessa laterale, secondo me poteva in realtà anche controllarla un po' meglio e forse gestirla tornando o dietro da Abate oppure servendo Lanzetta che comunque stava arrivando. Riva quando arriva quel pallone a volte preferisce non rischiare nulla, meglio regalare una rimessa laterale che magari sbagliare successivamente e quindi regalare un'occasione ancora più pericolosa, quindi sicuramente dal punto di vista della pulizia è sicuramente corretto. Gennaro taglia centralmente, poi il rilancio per Candela che adesso lo vediamo un po' più largo. Chissà che non ci sia stato un cambio di posizione almeno per qualche minuto, perché adesso vediamo un po' più sulla destra. Santoro accorcia e poi vede Megna lasciato tutto solo con Scalia in anticipo. Megna passa, Megna la ferma, li controlla Scalia, gliela sporca, riesce comunque a calciare, viene fermato 2 volte, 3 volte Martelli, ma ancora una volta Megna è come se fosse un martello praticamente pneumatico, non va a mollare praticamente nulla. Ci ha provato, se l'è costruita da solo perché su quella palla forse non ha funzionato secondo me la tattica del fuorigioco per il Gonzaga, perché erano tutti avanti con l'unico giocatore dietro che era Scalia, che era rimasto mantenendo quindi la posizione e consentendo a Megna di fare qualche passo in più, ed effettivamente questa palla è arrivata al numero 7. Poi Scalia invece ha fatto un gran recupero, però Santoro chiude, Palazzolo, poi Gargano è nettamente in vantaggio, Megna non rischia il contrasto. Gargano per tutto il mondo, bello che l'aggancio, poi l'anticipo di Lanzetta, poi Megna con De Simone, Scalia, nel frattempo si chiariscono Lanzetta e tutto il mondo. Candela cerca di aumentare quello che è il decibel della sua partita, poi da fuori Farina, non se lo fa ripetere 2 volte, però insomma tiro non è positivo, la palla stava rimbalzando bene, però non è andata al meglio. Poi Gennaro molto bene qua. Lontana come viene Parisi, favorisce comunque Tedesco di testa nuovamente e poi Lanzetta e poi Fiore cerca una giocata in mezzo a 2, in mezzo a 3 molto complicata, tutto il mondo riesce a liberarsi e poi anche per una conclusione invece Fiore, poi Tedesco, sembra forse una posizione di offside in realtà.
non è che rimbalza, poi pensa anche una conclusione con i pugni allontana come viene, poi cerca il tiro invece Gargano col mancino, fa bene a provarlo, si è fatto trovare lì, pronto. Poi col mancino non è andata bene, ma non è il suo piede, fa bene comunque a provarlo, a differenza anche di quest'età, secondo me calciare con entrambi i piedi è sempre una cosa che deve essere provata, anche se magari si calcia male, va bene lo stesso, devi provarle queste cose, perché poi si vanno nelle categorie più alte con anche la Seta fa una gran giocata qui, categorie più alte crescendo d'età che magari poi il piede debole non lo si utilizza mai, invece bisogna provarlo. Infatti qui è stato molto bravo Gargano, poi invece mette giù una gran palla a Megna, viene fermato da Scalia che sta giganteggiando, poi sbaglia invece il passaggio, forse è la cosa più semplice, poi con l'esterno nuovamente non precisissimo, cerca poi Candela di mettere tutti d'accordo con Angilella che aveva cercato di tallonarlo un po', poi Gennaro non è perfetto. Messa con le mani, salta di testa a Palermo, poi ribattuto il pallone, De Simone addosso però a Palazzolo, cerca un tocco in verticale, allunga invece la gamba Parisi, poi cicca Gargano, non perfetto, Megna scappa in velocità, è scivolata abbastanza dura ma sul pallone da parte di Parisi che senza timore sta a prendersi questo pallone. Sarà quindi calcio d'angolo? Credo no, forse rimessa laterale. Con Santoro va a farsi vedere Palazzolo, lui invece preferisce appoggiarsi da capitano Candela e poi bravo invece Luongo che non sale molto, se no anche il centrocampista non sale molto, andando ad aiutare tanto la fase difensiva. Nel frattempo il pallone deve essere cambiato. Quando siamo alle 24 di gioco. Gli ultimi 11 della prima frazione. Con le mani Santoro si fa vedere Palazzolo, ma lui riesce ad andare proprio dal 10. Poi Palermo la rimette, poi Parisi con l'addome riesce a smorzare facilmente poi dalle zone di Giardina, che non ha ancora effettuato una parata. Sta difendendo veramente molto molto bene il Gonzaga. Attacco Santoro, poi allunga, arriva come viene. Rimpallo di Simone, favorisce comunque Capitano e Candela che parte, è molto largo, adesso vuole rientrare, poi salta Gargano che comunque va lì a fermarlo insieme all'aiuto del solito Scalia, finta di corpo, poi va sul destro, si ferma, sterzata, Candela contro Capitano che viene vinto dal capitano delle Gonzaga, Scalia che va subito con le mani in maniera anche molto scaltra, poi lancetta molto molto bene di testa da anticipare. Adesso Gargano con le mani, bella rimessa, l'anticipo, Scalia che allunga questo campo con Gennaro di testa però su Fiore e poi la tiene pure in campo invece dall'altro lato Megna, si lamenta il tecnico del Gonzaga, voleva una rimessa tale, poi Megna, Parisi ancora una volta senza badare allo stile, è perfetto nel contrasto, sta giocando una gran partita Parisi che diciamo si vede anche da qui fisicamente è abbastanza sviluppato, quindi insomma fa valere la sua forza fisica, è molto alto per la sua età e di conseguenza lì forza fisica, altezza e poi chiaramente bravura, perché il tempismo dei contrasti è perfetto, permette ai suoi di arrivare sempre sul pallone. Nel frattempo gioco fermo, minuto 26 di gioco. Il gioco è ancora fermo però.
tempo si è rialzato, un piccolo momento anche di break per tutti i giocatori che stanno affrontando per ora 27 minuti di ritmi veramente tanto tanto alti. Quindi un piccolo momento di pausa sicuramente avrà fatto bene ai giocatori che ne hanno approfittato anche per bere un po' d'acqua. Nel frattempo Fiore sta parlando col tecnico per qualche posizionamento. Se c'è qualche cambio, perché Megna si è rialzato, sembra tutto ok però. Però ne approfitta il tecnico anche per dire qualcosa a Palermo e a Palazzolo. Secondo me quello che la TIF non sta facendo tanto è di prendere un po' quei palloni tra le linee e puntare. Nel frattempo Megna tutto ok, 28, minuto fermo un minuto, quindi almeno un minuto di recupero ci sarà sicuramente, se non qualcosina di più. Intanto la palla viene restituita alla TF. Con Megna che però rientra in campo soltanto adesso. Candela aggancia il pallone, c'è lo scatto di Palermo, va dall'altro lato da Gambino e poi l'anticipo di Martelli, sempre molto puntuale. Farina con De Simone riesce ad avere la meglio, poi Candela aggancio con la coscia. Palermo scambia con il capitano che guarda la porta, cerca forse anche un tiro, direttamente però tra le braccia di Giardina. Non ha fretta Giardina di battere, va a lungo adesso a cercare lo stacco di spalla praticamente di Angilella. Palla comunque nuovamente sull'8, poi regala invece il possesso a Palazzolo, doppio passo, finta contro finta, poi lancio alle spalle con Nescalia che anticipa anche il compagno, poi nuovamente palla rimessa dentro per Candela che potrebbe calciare. Parisi invece mette lui una pezza gigantesca adesso, si fa vedere la TF che cresce adesso in questi ultimi minuti. Santoro, Farina, Santoro ancora, guardi i compagni, cerca un taglio alle spalle di Candela con Gargano che stava difendendo tanto l'esterno ma non bene l'interno, aveva visto quello spazio però Parisi da chiudere. Santoro, poi Palazzolo e Candela, la palla fuori gioco. Poteva anche dare rimessa al fondo secondo me. Andrà Parisi, lungo a battere, aspettiamo la solita sventagliata lunga. Ma con la punta lontana salta a Luongo, non riesce. Palermo, poi Farina, palla che rimbalza dalle zone di Gambino, cerca la velocità di Megna, ma ancora una volta chiude Martelli che poi lascia lì il pallone a Parisi che lo scorta fuori col fisico. Candela chiaramente può fare ben poco. E nuovamente Parisi sul pallone, andrà sempre lungo. Angilella stacco di testa con l'avversario, in questo caso con Palermo, si tocca la testa, forse la testata. Angilella si lamenta tanto, dice di non aver toccato. Palla verrà restituita. Infatti Gennaro mette subito, poi attacca in realtà la porta. Candela con Parisi che gli ha detto anche qualcosa.
Palermo, poi la mette giù Palazzolo, Candela con l'esterno si appoggia, tutto il mondo riesce a dare la meglio, poi forse prende un colpo da Candela, che credo vada a chiedere scusa, e infatti quindi calcio di punizione con Scalia e Gargano. Scalia ha appena possessato il pallone, minuto 32 di gioco, mancano 3 minuti, poi conosceremo anche l'entità del recupero, penso un minuto. Gargano anche lui con la punta, non è preciso però. Palermo seguito da Angilella, che poi vince il rimpallo con Megna, bel lavoro da parte del centrocampista, sta giocando bene. Martelli taglia verso il centro del campo, va a lungo a cercare tutto il mondo, poi l'anticipa invece di Lanzetta, la controlla Santoro, si aiuta un po' con il fisico, ma tutto il mondo riesce a sfuggire dalla marcatura, ancora tutto il mondo si gira con il tacco, poi bello invece il contesto di Candela 2 volte, 3 volte, ma forse si intestatisce un po' troppo. De Simone, c'è lo scatto di compagni, destro sinistro, gran giocata di De Simone, viene fermato dal raddoppio difensivo. Candela rientra sul destro, Lanzetta, testa da parte di Luongo, poi Tedesco cerca di controllare la sfera e abbatte serenamente, blocca il pallone. A lungo adesso, poi non aggancia invece Angilella, lascia comunque la sfera e l'onere della giocata a capitano Scalia, che vede subito un pallone lungo proprio per Tedesco, cosa sì che è una gran palla e poi abbatte in anticipo, ma bell'idea da parte di Scalia, sta giocando una gran partita. Parisi di testa, poi Palermo con l'esterno, poi ad appoggiarsi non riesce. De Simone cerca di alzare la giocata, poi tutto il mondo verso Tedesco. Fa tanto movimento Tedesco lì davanti, lo cercano tanto i compagni. Palla che si impena con un rimbalzo molto lungo, poi Farina. Megna si aiuta un po' col fisico in realtà, spingendo Martelli. E poi Parisi mette tutti d'accordo come sempre col fisico alla meglio, c'è lo strapotere di fisico da parte di questo ragazzo. Nel frattempo la controlla tutto il mondo con De Simone, che adesso cerca di autolanciarsi sull'auto di destra, viene fermato Lanzetta, c'è però un calcio di punizione precedente. Mancano 15 secondi e un minuto di recupero, infatti avevamo indovinato. Tutto il mondo è davanti, però deve chiaramente allontanarsi. Lanzetta, Santoro la controlla, poi Gargano nettamente in anticipo, allunga nuovamente il campo, Farina lascia rimbalzare, forse non una buona idea, Lanzetta di testa, Gennaro, c'è la pressione alta da parte di Fiore, ma lui con una gran giocata decide di saltarne un, ne salta pure un altro, ne salta forse pure un altro, sì, non il quarto. Lanzetta intercetta tutto il mondo quando mancano 20 secondi, forse l'ultima azione della partita, almeno del primo tempo. Farina, centrocampo, questa sfera per Palermo che fa un bel dribbling, poi allontanato da Martelli, Palazzolo ancora 5 secondi, Palazzolo alza dalle parti di Megna, credo che ci sarà ancora il tempo per giocare, l'appoggio, Gennaro, anzi no, Gambino, chiedo scusa, poi Megna, ed è fuori gioco, e credo che con questa azione terminerà anche il primo tempo. Calcio di punizione con il solito Parisi ad allontanare. Arriva adesso, infatti il duplice fischio da parte del direttore di gara, la squadra che vanno all'intervallo, risultato di 0-0, ma non fatevi ingannare, è una gara molto molto divertente. Intanto come sempre vi ricordiamo di rimanere qui per il secondo tempo in esclusiva della sfida. Dopo.
È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con Guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen, che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione, che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo: allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa abbattere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza, che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola, che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede concluso male con la conclusione dalla distanza, e allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisile è tutto, alla prossima! Uno sguardo in avanti, dice a lui c'è D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore. Mannino, vicino a lui c'è ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pierce, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri. È tutto pronto, Pierce contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale Ignazio Pierce. 11esimo centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire. Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuori gioco, aveva segnato il Camarat. Ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Resto, se preferisce tornare sul destro. Caternicchia, limite, parte il tiro, deviazione, palla centrale. Problema alla spalla, molto dolorante. Intanto si riparte il calcio d'angolo dello Sciacca, Licata, il cross e colpo di testa da parte di Rallo, se non ho visto male. Guadalupo entra sul destro, Guadalupo, la conclusione della distanza, Rizzuto. Aldi
vicino a lui c'è Caternicchia, infatti riceve adesso il pallone Caternicchia, Licata di prima intenzione verso Rallo che è rimasto alzato, poi Concialdi il tiro, miracolo di Dolenti, ma c'era fuori gioco. Ottima giocata del numero 5 del Camarat, poi rientra sul mancino, potrebbe calciare, serve però sulla tre quarti Osvaldo, poi Pane, il tiro, strepitoso gol di Michele Pane per il 2-0 del Camarat, azione perfetta degli ospiti e conclusione imprendibile per Alfonso Rizzuto e il raddoppio di Pane al 25esimo della ripresa. Fischia l'arbitro, il tiro direttamente in porta, telefonato però la conclusione, contrattacco del Camarat, Pereira, uno sguardo e mezzo, siamo al limite dell'area di rigore, il cross è raso terra, Pierce, manca di poco l'appuntamento con il pallone, buon per lo Sciacca che ha rischiato moltissimo in questa azione. Ai danni di Licata insiste Muratore che prova a fare correre Lio accelera, va sul fondo, Lio mette in mezzo il pallone, Licata subito avanti con Licata il Gemini, ma grandissima azione da parte di Lio. 1-0 Colley, Ovusu, palla in avanti intercettata, c'è comunque Stassi che tira, conclusione fuori misura di Giorgio Stassi. Colley mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori da parte di Amato, poi zona tiro per Ovuso che decide di scaricare, Licata, Muratore, pallone sul fondo, qui c'è il colpo di testa, poi attenzione perché Rallo innesca Lupo, posizione regolare, Lupo davanti a De Miere, si divora il gol del pareggio, anticipa Di Vincenzo, poi Ovuso a recuperare, calcia Ovusu, c'è la deviazione che impegna Ilario, col tacco Lio, occhio alla palla lunga a cercare Cammarata, posizione regolare, Cammarata può controllare se la porta fuori, Cammarata uno sguardo al centro, arriva Lupo, velo per Rallo, De Miere, quasi spiazzato, sbaglia Seiter, allora riconquista Lupo, Rallo, ai 20 metri Rallo calcia, De Miere in qualche modo, poi arriva Bogliang, Miceli lo anticipa, c'è il calcio di punizione sulla palla Muratore e Seiter, parte quest'ultimo che scodella verso Miceli, colpo di testa, la palla rimane lì, è bravo Ilaria in qualche modo a negare il tap-in, un avversario, cerca compagni, va da Colley, sovrappone Perrone, Colley con il cross, Stassi al volo, la palla che colpisce la recinzione, l'ultima azione del primo tempo. E arriva Di Vincenzo, poi il lancio per la corsa di Colley che si può lanciare in campo aperto, c'è Stassi accanto a lui, palla per Stassi, Stassi! Il 2-0 del Gemini, Giorgio Stassi si sblocca e raddoppia. Per Gullotta che prova a inserirsi, Gullotta col piede De Miere, allarga, Licata, palla dentro per Mondino, Mondino in area, Mondino, sterzata, Mondino ancora il dribbling, calcia Mondino sul primo palo, il primo gol in maglia biancorossa per Paolo Mondino, è 3-0. Palla per Licata che può correre in campo aperto, Licata prende il centro, uno sguardo in area di rigore, arriva Veca, ancora Salmi che cerca di attaccare, palla su Chavez al limite il 20, va a calciare De Miere, la mette fuori dallo specchio e poi Licata completa il disimpegno, arriva Licata, la palla è per lui, cross di Licata dentro a cercare Barri, spalla alla porta, si gira e calcia la palla che dovrebbe aver scheggiato la traversa, è buona per Mondino che la tiene in campo, Mondino l'1 contro 1, Mondino converge, scarico indietro, Licata calcia sopra la traversa il tentativo, Barri, Licata scodella verso l'area Perrone, la palla smanacciata dall'estremo difensore, poi Mondino.
E siamo tornati finalmente live, insomma un intervallo abbastanza lungo dobbiamo dire, non ci aspettavamo, forse lo metterei forse tra gli intervalli un po' più lunghi delle ultime partite, del 2026 probabilmente sicuro. Insomma un intervallo molto lungo, ma finalmente si torna in campo, c'è subito un cambio per la TF perché esce Gambino, adesso vediamo chi entra. Un cambio immediato per la TF, che sicuramente non sarà contentissima per la prestazione. Sta, secondo me, al momento giocando meglio il Gonzaga in questa mattina dell'1 marzo 2026. Allora, intanto Barcellona nel frattempo. Sul pallone tedesco intanto. Si attende il fischio da parte del direttore di gara. Nepo Scalia sta parlando con Martelli per la posizione, dice di stringere maggiormente il centro. Forse lo ha notato un po' troppo largo. Portieri ok? Si continua. No, si attende soltanto che arrivi l'alto guardalini, in questo caso Gambino. È arrivato e dunque si comincia con il secondo tempo di questa bella sfida 0-0, ma come vi dicevamo prima non fatevi ingannare dal risultato perché era una gara molto divertente. La Z di testa intanto molto molto bravo. Poi arriva Palermo sul pallone. Ecco per entrato Barcellona che si strattona immediatamente con Angilella, chiedo scusa. Megna si appoggia verso Barcellona, l'anticipo però di Santoro che nel frattempo ha cambiato fascia, lo vediamo infatti sull'out di destra dovrebbe essere. Adesso è al centro in questo momento, cerchiamo di capire la posizione reale. Con Palazzolo che invece si è spostato sulla sinistra, forse per cercare di rientrare sul destro. Lanzetta con le mani, ma incontra un po' come viene Candela. Poi riva di testa, senza badare allo stile come sempre, ma tanto tanto efficace. Messa con le mani, lascia passare Luongo il pallone, poi arriva Fiore, fermato, va incontro. Invece Parisi, testa Gennaro, poi il controllo di Farina, va dietro, Riva, la controlla e con tanta tranquillità vede Gennaro, Santoro è vicino a lui, viene servito in questo momento, anche indicato dallo stesso Gennaro, il contrasto di Angilella, molto molto bravo. Santoro, Gennaro. Nel frattempo c'è stato un altro cambio con uscita dal campo di tutto il mondo per l'ingresso di Blunda per il Gonzaga, chiaramente. Tutto il mondo che stava secondo me giocando anche una buona partita. No, Santoro, bel aggancio, palla in campo, Martelli in anticipo, poi arriva nelle break Palermo in mezzo a due, Angilella ancora una volta ad avere la meglio, poi lotta con Barcellona, Palazzolo la tocca, poi Barcellona sempre in testa il gigantesco praticamente Parisi, si è giocato una gran partita pure lui. Angilella allarga il gioco, l'anticipo di De Simone, bella giocata, e sul destro poteva fare tutto, solo ci prova, viene fermato in mezzo a due, in mezzo a tre, Lanzetta col sinistro, palla non viene allontanata, Fiore l'alza con l'esterno, poi arriva puntualissima difesa, ma c'è una posizione credo di fuori gioco, no, forse no. Che cos'è?
fa Gennaro battere la punizione, va lungo, non se lo fa ripetere 2 volte. Scalia col controllo non perfetto, Barcellona tocca il primo pallone della sua partita, poi scontro, sente anche il rumore della scarpa, ma anche giù era davanti però il direttore di gara, insomma. Poi rimessa laterale per il Gonzaga, che batte rapidamente, fa tempo, si sta riscaldando il giocatore, ovvero Sundar Allingham. Intanto Lanzetta corre con Blunda, riesce ad avere anche la meglio Lanzetta, gran giocata, poi scivola, forse anche nello scontro con il compagno vicino, con Palazzolo. Palla che viene allontanata, aggancio delizioso di Candela, la mette giù con un pizzico di ritardo, poi il dribbling e cambia tutto da Santoro, che cerca il taglio centrale, l'aggancio non è di migliore, riesce comunque a passare. Candela supera Parisi, forse il primo contrasto non riuscito, poi invece perfetto Scalia, lottano tutti a centrocampo, poi la palla favorisce invece Gargano che allontana le parti tedesco, poi si arrabbia un po' il tecnico, dice ai ragazzi di svegliarsi, poi Palazzolo su Angilella. Adesso si continua a lottare nuovamente, anche Luongo a dare una mano. Ci sono tanti contrasti a centrocampo. Lanzetta e Tedesco forse prende un colpo. Periva la controlla. È rimasto giù nel frattempo, credo, Angilella. Sì. Scontro con Lanzetta che nel tentativo di spazzare il pallone, probabilmente sbracciando un po', l'avrà colpito, chiaramente in modo fortuito, non volontario, mi sembra scontato dirlo però. A tempo si è rialzato, tutto ok, fortunatamente per lui, è stata una piccola botta. A tempo sta continuando a riscaldarsi Sundar Allingham, che credo possa fare l'ingresso nei prossimi minuti. Lui che era invece il guardalini qui sotto nostra postazione, c'è Gambino adesso, ma prima c'era proprio il 17 in maglia blu. Quindi palla restituita con Parisi che mette subito giù la palla dalle parti di Fiore, chiamato dai compagni. Adesso Angilella ha provato a autolanciarsi con Riva, è più veloce, lo sa, infatti rientra, poi va sul sinistro, però ecco qui il contrasto perfetto di Riva, che sa che magari non può tenere forse il passo in velocità del suo avversario, ma fisicamente e come tempismo nei contrasti è molto preparato e infatti ferma subito l'avversario. Martelli, messa forse non perfetta, poi Fiore, l'ultimo tocco dello stesso numero 11, sembrava calcio d'angolo. È angolo infatti. Quindi è stata rimessa dal fondo, poi di Tregara cambia di idea, forse si è accorto che la scelta corretta fosse quella di assegnare il corner. Va De Simone, sbuca, Lanzetta e allontana, poi la palla favorisce Barcellona che è fresco, deve puntare la difesa, Martelli lo infastidisce, poi allunga Megna dalle parti di Candela che è veloce anche lui, fa un bel lavoro tecnico, qui ne cerca di saltare per un altro ma non è Scalia oggi è insaltabile, poi si concede anche un piccolo dribbling ed è giallo intanto, per carità. Nel primo giallo uscito dal dietro di gara, che era molto corretta comunque, non ci sono state troppe irregolarità, comunque quei falli che ci sono stati chiaramente tutti in maniera molto serena, insomma non con cattiveria, questo
insomma, mi preme specificarlo, ma chi sta avendo la partita chiaramente lo sa bene, è una gara molto, molto corretta, con due formazioni che si stanno rispettando in tutto e per tutto. Qualche contrasto irregolare c'è, ovviamente, sì, quelli non possono mancare, però insomma, tutto molto tranquillo. Nel frattempo sarà quindi calcio d'angolo con Lanzetta, calcio d'angolo, calcio di punizione, chiedo scusa, chiaramente, minuto 44 di gioco, sono passati quindi 9 dall'inizio della seconda frazione, 0-0 il risultato. Lanzetta va in mezzo, lontano di testa Scalia, palla va su Barcellona che calcola il rimbalzo, viene fermato in mezzo a due uomini, maglia proprio il tacco cercato da Palazzone, è una bella idea questa. Va Santoro, Gennaro, classico lancio da parte del numero 2 con Megna che insegue la palla, poi Parisi col fisico va anche giù, però Parisi sa bene che fisicamente è tanto preparato e quindi lo sfrutta al meglio. Poi andrà a lungo Parisi. Santoro intercetta con un aggancio volante, poi lo infastidisce Tedesco, palla che si impenna, Blunda può arrivarci, la tiene sì in campo. E adesso Lanzetta, poi un po' svirgola in realtà la TF, riesce comunque a tenere Barcellona, poi Scalia come sempre presente, si lamentano il pubblico di casa, voleva forse un tocco con il braccio da parte del capitano Palazzolo, qui anticipa nettamente il suo avversario, che sono Gargano, poi cerca una palla messa in mezzo, allontana invece come viene Angilella, riesce a essere super efficace, poi testa anche Lanzetta, rimbalzo, Palazzolo e adesso Luongo, poi testa la mette giù Farina, Barcellona, Farina ancora, palla che viene alzata, sbagliata con Martelli, chiude la diagonale, poi Tedesco si fa fregare dal rimbalzo, adesso Gennaro esterno, controllo di Palazzolo, sporca un po' la palla dalle parti di Candela, ma era difficile agganciare questa palla, ci ha provato qui Candela. Chiama l'uomo nel frattempo alla TF, ma c'è un fallo. Poi si chiariscono Angilella e Megna. E calcio di punizione per il Gonzaga con la trattenuta. Poi Angilella sicuramente fa fallo dopo, però è stato fischiato quello prima, ovvero la trattenuta nei confronti del numero 8, che sta giocando una gran partita comunque. Un po' come tutto il Gonzaga. Il lancio lungo immediato da parte del solito Parisi, mette giù così come viene, poi Martelli, il controllo, Barcellona, Riva, Farina non la controlla al meglio, infatti ancora una volta va sempre a pressare, a dare fastidio Fiore, anche lui una partita sicuramente più che positiva. E va al seto Parisi che guarda i compagni e dice ci penso io, va infatti lungo Barcellona con la coscia, poi Martelli va sul sinistro, se cerca anche una conclusione, Barcellona molto bravo qui a rubare il pallone, adesso cerca lo scatto di Megna che si dimentica un attimo il pallone, poi riesce comunque a lanciare, ma prende sulla coscia interna Martelli, Gennaro di testa. E va Martelli a battere. Bella rimessa, poi Barcellona sta cercando di rubare quanti più palloni possibili, ci sta riuscendo in più di un'occasione.
Tanto probabilmente anche per questo. Nel frattempo Martelli e poi il calcio di Farina. De giallo. Brutto colpo per Martelli. Un calcione laddove fa veramente tanto male. Allora batte Gargano per punizione con Parisi che va forse al centro, però in realtà lo vediamo in maniera un po' più difensiva. C'è Scalia sul pallone ma lo lascia, va Gargano, sì, questo l'abbiamo sentito anche dal tecnico, però Parisi non è salito terra di rigore. E va Gargano, conclusione deviata poi da Gennaro, allontanata. Martelli, Gargano. E poi pronto un cambio. Vediamo chi entra. Del cambio, quindi fuori Farina, dentro lo Cicero. 50, mancano 20 minuti alla fine di questa sfida. E poi anche Sandar Allingham per Fiore. Partita sicuramente super positiva per il numero 11. Forse non ha spinto tantissimo dal punto di vista offensivo, qualche sprazzo c'è stato, ma secondo me ha fatto tanto lavoro sporco, andando a pressare tanto, anche andando ad aiutare sulle seconde palle, quindi insomma una gara chiaramente positiva. E quindi rimessa con le mani, Gennaro andrà a battere. Rimessa lunga, Martelli svirgola un po', ma va bene così. Sempre Gennaro con le mani. Ecco Sandar Allingham, finta, cerca un tunnel, sbatte addosso a Gennaro, ha provato subito ad essere pericoloso. Poi Gennaro va lungo, poi c'è un cartellino per Gennaro. Non abbiamo capito il motivo del giallo. Non si è capito il motivo del giallo, forse qualche parola di troppo, perché sicuramente fallo non aveva commesso, quindi insomma può essere l'unica. Pascalia con le mani, bella rimessa, mette giù la palla, poi Sandar Allingham si autolancia, viene fermato dall'entrato lo Cicero, che è fresco come il 17 in maglia blu, e dunque abbatte. Riva, Lanzetta, scambia con lo Cicero, bel controllo, poi palla a liberare Palazzolo, si ferma, sterzata, dribbling, qualità, e poi lo Cicero. Cerca il rilancio, viene murato, poi Sandar Allingham.
Martelli centralmente, il tocco su Angilella, controlla sempre molto molto bene, poi c'è anche un pallone centrale su Luongo, Palazzolo ringrazia perché si trova in quella direzione, poi sbaglia invece il controllo lo Cicero, Sandra va subito a rubare, insomma ha dato sicuramente tanta freschezza e imprevedibilità. Gennaro fa un gran lavoro difensivo, poi il dribbling da parte di Santoro molto positivo, di testa Martelli, poi la palla favorisce Palermo che la porta avanti, controllo di Candela, gioca da pivot Candela, poi l'appoggio con Palazzolo, palla nuovamente in verticale, c'è Megna, si chiede una posizione di fuorigioco, non c'è chiaramente nulla, Scalia, poi invece la rimessa. Poi Barcellona quasi la prende questa palla, che Parisi non aveva secondo me difeso al meglio, poi palla in verticale per Tedesco, fuori gioco, ma qua mi sembra un errore madornale secondo me, insomma lo rivedremo dopo, però insomma qui credo che fosse partita Tedesco nettamente in anticipo. Lo rivedremo, però insomma i dubbi sono tanti. Intanto Santoro, bella giocata, rientra su Angilella, poi vede il taglio alle spalle da parte di Candela che allontana Parisi. Adesso la Parisi si fa sicuramente più divertente e più bella, ma lo è dall'inizio della gara in realtà. Poi il controllo, il dribbling di Lanzetta, si concede anche un altro, poi viene fermato da Blunda. Il rimpallo di Palazzola, poi Lanzetta lancia nuovamente Megna che è veloce, può anche arrivarci, la controlla, sì ci arriva però. Sarà quindi rimessa al fondo il solito Parisi a battere. E poi anche Giardina a dire ai compagni di salire. Parisi va a lungo, di testa smetta più in alto Palermo, poi Candela la controlla, si gira il numero 9, bello questo lavoro su Palazzolo, si autolancia, attacca la TF Pari, palla dentro, non arriva la deviazione di nessuno, sarà ancora rimessa dal fondo per il Gonzaga. Adesso sto cercando di spingere un po' di più la TF. Adesso Parisi. Questa volta non è forse perfetto. Angilella la tiene poi con il tacco, la regala però a Barcellona che va a prendere ancora l'ennesimo pallone alla sua partita, poi lancio verso Megna che la tiene in campo però. E poi cambi. Allora esce tanto Santoro e subentra Abate. E poi vediamo qual è l'altro cambio. Perché credo siano due. E poi esce Palermo. Buona gara comunque di Palermo. Dovrebbe essere entrato Romeo. Sì, Romeo è entrato. Le rimesse laterale per il Gonzaga intanto con Martelli. Luongo lascia scorrere il pallone, poi lo Cicero in anticipo, lo ferma, palla che rimbalza, difficile, Scalia è rimasto ancora a terra, poi Abate, si continua e poi invece mette palla fuori Megna in maniera molto sportiva, con Luongo che era rimasto a terra.
Palla restituita, martelli di testa, Luongo l'alza a Romeo appena entrato, poi Candela va subito a dar fastidio, c'è anche Scalia come sempre che mette l'ennesima pezza della sua prestazione, una gran partita comunque del capitano. Andrà Abate quindi con le mani, va subito senza perdere tempo da Megna con il traversone deviato da Parisi. Minuto 59, mancano 11 minuti alla fine della partita, 0-0. Gennaro riceve la palla, forse un po' lunga, è sul mancino, cerca invece un passaggio verso Barcellona che calcia immediatamente, poi allontana invece Angilella, Lanzetta con il mancino, diventa praticamente quasi un assist per Megna. E poi cambio per il Gonzaga. Vediamo chi entra. Esce Luongo nel frattempo. Entra la placca. La placca si va a mettere subito lì davanti, quindi insomma c'è De Simone che infatti accorcia un po' la sua posizione. Va lungo Parisi, Palazzolo la controlla, rientra con l'esterno e poi Candela, mezzo a due, c'è Romeo davanti, allarga lui da Palazzolo che prova il primo dribbling, chi riesce al secondo, va sul fondo, traversone dentro a cercare Megna, non c'è stata deviazione, l'ultimo tocco è proprio del numero 10. Minuto 60 e 40 secondi. Pascalia. Buon rilancio, Tedesco prova ad agganciare, non riesce. Per lui una grande occasione, la più importante della partita dopo circa 3 minuti. Palazzolo intanto casca giù, calcio di punizione. Calcio di punizione, cerca di avanzare un po' e alzare il baricentro soprattutto. Va Gennaro a battere. No, ma Barcellona. Minuto 62, mancano 8 minuti. Barcellona sta sistemando il pallone e chissà che non voglia calciare da lì, insomma, sembra tanto complicato, però se non lo si prova in queste categorie, quando si deve provare, quindi insomma, vediamo. Va Barcellona, prova la conclusione, molto debole però. E poi battuta sempre lasciata, questa volta Scalia nuovamente, sempre battuto praticamente Parisi, adesso invece è Scalia ad andare lungo. E fa così come sempre, va Barcellona e testa la placca. Ancora una volta calcio di punizione. Calcio di punizione indiretto con Gennaro che si lamenta ancora.
Barcellona per Gennaro, va lungo, ma secondo me c'era una distanza da rispettare, palla che rimane lì, potrebbe forse pure calciare, poi bello lavoro da parte di La Placa. Poi Gennaro fa una gran giocata sull'arrivo di Angilella e poi la palla rimane lì sulla destra con Abate che si accontenta della rimessa laterale. Batte subito per la priorità di Megna che riesce comunque a crossare, poi scalia nuovamente 2 volte e alza a campanile questa palla. E con le mani andrà Abate. Minuto 64 di gioco. Sempre 0-0, prende la rincorsa Abate, va lungo, meglio non, forse molto lungo, poi testa Candela, la controlla, palla che si alza anche qui a campanile, poi arriva Giardina molto serenamente sul pallone. Va lungo pure lui. Lo Cicerone la controlla al meglio, La Placa appena entrato è fresco, potrebbe sprintare, infatti proprio questa giocata La Placa cerca uno scambio con Tedesco che stavolta è fuori gioco abbastanza netto. Poi Lanzetta lascia lì il pallone, c'è Riva che vuole andare lui. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Credo che qualcosa si recupererà comunque. Ci sono state molte interruzioni, comunque anche tanti cambi. Quindi. Tutta lunga, Palazzolo tutto solo, controlla con il petto, poi cerca un tocco mancino da Candela, la controlla, guarda anche la porta, ci prova da fuori con Abate che respinge, poi la conclusione tentata con l'esterno da parte di Megna, ma qui Candela ha fatto bene a provarci, voleva trovare il jolly a 5 dalla fine. Al minuto 65. La prima vera occasione da gol per la TF. Candela che ci ha preso gusto, salta Sanda Rallingham, poi arriva anche Martelli, riesce comunque a scambiare il pallone col compagno, poi il tacco, forse eccessivo da parte di Megna. Palazzolo la controlla, è velocissimo su quella fascia, vediamo se rientra, fa proprio questa giocata, arriva il compagno, l'appoggio, poi Candela ancora una volta, Ruleta lascia lì allo Cicero il tocco per Barcellona, Sanda Rallingham, palla che rimane lì, Megna la controlla, potrebbe anche calciare col destro e arriva la paratissima di Giardina, insomma adesso si sta facendo vedere tanto in attacco e Giardina risponde presente con una bella parata bassa, era ben indirizzata da Megna. 65 e 66 le occasioni più grosse della TF. Il Gonzaga non ha veramente concesso praticamente nulla, lo sta facendo solo un po' adesso. Calcio d'angolo, in testa saltano tutti, non arriva Candela ad impattare sul betta versione di Gennaro e poi la difende invece Gargano saggiamente perché la rimessa è sua e poi arriva un cambio. Allora fuori Megna per la TF, entra Raitano per dare un po' più di fisicità lì davanti. Poi invece dall'alto Tedesco, dall'alto invece entra Pirico per Tedesco. (68 di gioco, mancano 2 minuti, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Credo che qualcosina si recupererà effettivamente, tante interruzioni, tanti cambi. Ma con le mani Gargano, poi
Lotta per entrato Piricò, ma la meglio ce l'ha Palazzolo che rientra bene sul destro, cerca di scambiare il pallone con Raitano, bella la sponda. Poi palla nuovamente in verticale con Candela che cerca di girarsi, lo fa anche al meglio, va sul mancino, poi destro, suola quasi da futsal la sua giocata, sarà comunque calcio d'angolo. C'è un altro cambio intanto, con Lovalvo, posto di Riva. E poi con le mani, quindi non è calcio d'angolo ma è rimessa laterale, zona comunque prettamente super offensiva. Intanto diciamo Lovalvo che gioca sull'out di destra, quindi Gennaro si è alzato un po' nella sua posizione, con Lanzetta invece è stretto molto. Traversone dentro, forse una deviazione, vediamo. Sì, calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo con Romeo pronto a battere. C'è Palazzolo vicino, batte rapidamente, la controlla Palazzolo, vorrebbe forse anche calciare, ma viene chiuso, poi dietro da Lanzetta, la controlla con il sinistro, Palazzolo ancora, cerca di restituire il pallone ma non ci riesce, Palazzolo in mezzo a 2, in mezzo a 3, Palazzolo va giù, calcio di punizione. E qui Palazzolo vuole calciare perché effettivamente ha alzato il braccio come a dire adesso voglio andare io a calciare. E da lì la posizione è sicuramente più vicina rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente battuta da Barcellona, è leggermente più defilata però più vicina, quindi. Siamo già ben oltre al tempo regolamentare, quindi insomma credo che manchi veramente pochissimo alla fine della partita. Non abbiamo capito se c'è stata indicazione per recupero, non si è capito molto bene. Sistema il pallone Palazzolo, da lì vuole calciare, si vede. Sono tutti infatti davanti alla porta per tentare di non fare arrivare il pallone, ma Palazzolo di testa, poi arriva la deviazione tentata ma non riuscita, poi Palazzolo ancora va sul fondo, traversone interessante, però messa dal fondo, c'è ancora un altro cambio, fuori Palazzolo. Per Caliri. ...72 di gioco. Non si è capito ancora quanto è stato dato di recupero. Siamo già ben oltre perché siamo a 72. Quindi credo che tra poco possa finire la partita. Scalia va a lungo, di testa arriva puntuale la risposta di Cicero, poi Parisi come sempre sfrutta il fisico, la placa se la alza questa palla, Gennaro chiude, gran partita, poi rimane giù, si continua con Romeo, Gennaro è ancora giù però, e poi Lanzetta sull'arrivo di Abate. Sarà quindi rimessa laterale con Lai che nel frattempo è entrato pure lui in campo. Messa laterale data a Lanzetta. Romeo cerca di controllarla, Candela va incontro, la difesa sempre col baricentro basso e poi calcio di punizione.
La Z va lunghissimo a cercare la sventata lunga, forse un po' troppo, anche un po' imprecisa. Candela si impegna per tenerla in campo, ma insomma è complicato. Forse non si è di 5 minuti di recupero, credo, perché avevamo sentito il numero 5, però insomma sembrava un po' difficile più che altro, però a questo punto credo che si vada proprio su quel tipo di minutaggio, quindi almeno fino a 75. Minuto 74 di gioco, manca un minuto. Poi allontana Scalia, sempre molto lungo, in testa arriva lo Cicero, poi Cicre su questa palla Candela, Scalia però mette ancora una volta la palla lontanissima. Lo Valvo, poi Abate, lo Valvo ancora, però Abate che non ci crede invece Barcellona su questa palla. Credo manchino 50 secondi alla fine del match. 0-0, un po' risultato abbastanza insolito per un under 15, però le occasioni non sono state molte, le squadre l'hanno difeso veramente tanto bene. Si chiede un tocco di mano, si continua, palla che rimane lì, Abate, poi lo Cicero la rimette lunga, corre Raitano, ma non ci arriva. Nel frattempo così più partite ricordiamo sono state 65 e 66. Una bella duplice occasione, prima Candela, poi tentativo di Megna. Rimessa dal fondo, quindi con Scalia pronto a battere, va lungo, si continua a giocare, lo Cicero intercetta, poi di testa, palla che rimane ancora lì, la controlla ed forse tocca con il braccio, credo, sì, infatti mima proprio quel gesto il direttore di gara. E poi Scalia a battere, siamo oltre il 75, insomma credo possa essere anche forse l'ultima occasione della partita. Scalia andrà a lungo, va a lungo, arriva Abate, poi Angilella, Sandar Allingham, controllo di Martelli, vuole la giocata, gli riesce pure, poi in mezzo a 2, in mezzo a 3, in mezzo a 4 Martelli, salta praticamente tutti, poi Martelli che si lamenta tanto con il compagno, ma va bene così perché finisce il match dopo 76 minuti di gioco, finisce la partita 0-0. Una partita molto divertente, non fatevi ingannare dal risultato, molto equilibrata con due belle formazioni che si dividono la posta in palio. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto e vi ringrazio ancora e vi auguro una buona domenica. A dopo.